Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Empire Total War. Siamo all'indomani dell'assedio di Venezia ragazzi, come potete vedere siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Allora, abbiamo un po' qualche problema a livello economico, dobbiamo riuscire a sanare la nostra economia, siamo quasi in bancarotta, abbiamo i 2000 soldi disponibili proprio guadagnati dall'assalto alla flotta veneziana. Siamo riusciti a recuperarli dalle loro stive, però non bastano ragazzi per far quello che voglio fare. Innanzitutto dobbiamo riuscire a eliminare un po' di uomini all'interno di questi eserciti perché sono troppi. Allora facciamo una cosa, prendiamo questi cannoni e li portiamo nel nostro esercito principale. Ok, trasportiamo anche qua, vediamo un po'. I picchieri qua ci sono, no? Allora trasportiamo i picchieri e basta. Questi vediamo di congedarli tutti, compreso il generale. Anzi, il generale lo cambiamo. Portiamo questo generale da questa parte. Questo lo mandiamo invece nella zona del porto. Questi li eliminiamo perché, ecco qua, congeda le unità selezionate. Perfetto, in modo tale da guadagnare qualcosa in più a livello orario, a livello stagionale. Benissimo, qui abbiamo la nostra flotta che sicuramente dobbiamo, come dire, riparare. Vediamo qua invece cosa succede a Napoli. Abbiamo tantissime unità che hanno bisogno sicuramente di essere aiutate perché soffrono ancora dall'ultimo assedio. Vediamo un po' se possiamo con questi soldi ripristinare un po' la situazione. Benissimo. Benissimo, benissimo. Continuiamo così. Bene. Molto bene. Allora ragazzi, abbiamo 538 monete. Ho potenziato questa zona proprio perché abbiamo bisogno di aiuto, non avendo ovviamente i lavoratori alle porte nuovamente in collera da fermare. Da queste parti solo un -2, riusciremo forse in qualche modo a controllarli. Allora, un problema grosso è questo, che abbiamo gli austriaci sempre alle calcagna che rompono le scatole e come potete vedere continuano a depredare le nostre coste. Purtroppo Genova non ci sta dando una mano perché si ritrova sempre dalle sue parti, qua non riusciamo a controllarla per bene. Dobbiamo fare qualcosa, visto che hanno una grande stima verso di noi. Io intraprenderei una via diversa, un trattato di pace, magari offrendogli una tecnologia, vediamo un po'. È un vero peccato, niente, loro sono entrati in guerra, ci adorano come potete vedere, ma continuano a darci fastidio e a rubare nelle nostre rotte. Vediamo se invece possiamo intraprendere qualche nuovo accordo commerciale, per esempio con la Polonia e Lituania, vediamo un po'. Perfetto, adesso la nostra ricchezza sta aumentando leggermente. Vediamo invece con la Russia, no, con i Savoia invece, che sono molto vicini a noi. Richiede accordo commerciale. Ovviamente loro sono troppo, come dire, superiori e non vogliono intraprendere un accordo commerciale con noi. La Russia credo di no perché l'ha rotto un po' di tempo fa. Ecco, loro vogliono Carbon Coke, stagionatura, proiettili a grappolo avanzati. Solo per il Carbon Coke? No, non mi interessa. Facciamo così. La Danimarca invece cosa dice? Vediamo un accordo commerciale. Sì, invece hanno accettato. Benissimo. Possiamo farlo anche con le Province Unite. Infatti le Province Unite sono un po' con la puzza sotto al naso. Vediamo un po' se possiamo mettere, se possiamo. Richiede un accordo commerciale con la Russia. Facciamo una cosa, volete questo? Ok, vi do la stagionatura e i proiettili avanzati e voi mi date questo Carbon Coke maledetto. Ok, adesso vediamo se possiamo intraprendere questo accordo commerciale. Ah, loro vogliono andare avanti nella ricerca. No, non mi interessa, basta. Facciamo così, fermiamoci un attimo. Vediamo se possiamo andare avanti invece da qualche altra parte. Vediamo chi c'è invece. La Persia, mi sa. La Persia, perfetto. La Persia potrebbe essere interessante. Accordo commerciale, vi offro anche un tributo di 500 monete. Vediamo cosa dite. Vediamo un po'. No, non siamo le mogli dei caproni del deserto. Potete comprare una manciata di perline colorate. Ovviamente questo poteva aiutarli, ma la Persia non vuole intraprendere questo accordo commerciale. Allora va bene, mi sa che adesso le entrate sono aumentate, però questi austriaci li dobbiamo buttare via dalla nostra rotta commerciale perché stanno rompendo davvero le scatole. Quindi adesso con questi soldi che ho disponibili vedrò di riparare qualche unità, come per esempio questa, il vascello del capitano, e vedere cosa succederà. Allora ragazzi, ho visto che molti di voi nello scorso video mi hanno detto un po' per quanto riguarda le nuove serie. Alcuni mi hanno detto addirittura un ragazzo ha scritto addirittura fai qualche avventura grafica, fai qualche genere nuovo.
diciamo molto... aspetta, vediamo un po'. Prendo nei commenti adesso. Prendo adesso i commenti della pagina, così vediamo di leggerli insieme. Comunque intanto qui la Francia, vi ricordo che è sempre in guerra con attenzione, gli austriaci si spostano dalla rotta commerciale, meno male, mamma mia, abbiamo 2 flotte immense e come potete vedere al solito danno fastidio questi maledetti austriaci. Hanno attaccato le nostre unità e io ragazzi questa battaglia la voglio combattere perché voglio controllarla io, non voglio combatterla automaticamente. Ragazzi, benvenuti all'interno del nostro campo di battaglia, del nostro scenario di battaglia. Purtroppo oggi c'è una nebbia fitta, anzi molto fitta, con un mare in tempesta, quindi sarà molto difficile controllare le nostre unità. Non so infatti se farvi vedere questa battaglia oppure no, ma me la penserò, intanto vediamo cosa fare. Comunque, per quanto riguarda i commenti, molti ragazzi, ve l'ho detto, vogliono giochi nuovi, per esempio Fallout 3, addirittura altri Europa Universalis, Man of War Assault Squad 2, Formula 1 2016, Sniper Elite 3, tanti propongono tante cose diverse, possiamo vederle anche dopo la battaglia. Tropico è bello, corto come gameplay. Hearts of Iron 4, Darkness Dungeon, sono anche giochi che non conosco. Comunque The Witcher, davvero tante cose ragazzi. Non so, vedremo poi al termine di questa battaglia che ormai si è presentata. Purtroppo si è presentata con questa nebbia fitta e io non so se farvela vedere oppure no, perché si vede tutto, cioè non so se riuscirete a capire qualcosa. Il vento viene da ovest verso est. Benissimo. Fin qui le navi le possiamo mettere, però non so fino a che punto ci convenga. Queste le mettiamo qua. Se fossi da solo ragazzi la giocherei tranquillo, ma visto che è un video dovete vedere anche voi, non so se... Vabbè, ma io lo carico comunque, dai. Magari se non vi va a vederla perché questa nebbia fitta, magari potete passare subito avanti. Allora, va bene, vediamo un po'. Mettiamoci sempre a favore del nostro vento per riuscire ad avere un controllo maggiore. No, giriamoci da questa parte. Così. Eccoci qua. E loro arriveranno, penso, da quella parte. Quindi allora facciamo così. Mettiamo un vascello di secondo rango. Sono un po' danneggiati ragazzi, hanno combattuto recentemente e non riescono a essere competitivi al massimo. Però sempre purtroppo non hanno neanche tutti i cannoni che speravo, perché molti sono stati destabilizzati. Hanno... ah no, questo ce l'ha. Ah no, questi li hanno recuperati i cannoni, perfetto. Meno male, i cannoni ci sono. Manca forse lo scafo, è meno solido del previsto. Mettiamo i nostri vascelli come meglio sappiamo fare. Il generale dietro a tutti, perché penso che loro arriveranno da questo quadratino verde. Tutte le nostre unità le abbiamo posizionate. E unico gruppo. Dai ragazzi, non deludete. Ci mettiamo, come dire, palle di cannone incatenate per tutti, o no? Forse sì. Cliccando sul pulsante a bordo, ordinerai di prendere una nave nemica, inviando un gruppo armato a bordo. Allora, stanno arrivando. Allora, vediamo di spostarci per bene così. Attendiamoli. Io metto ragazzi le palle incatenate per un motivo. Loro hanno tante galee leggere, hanno tanti brigantini, non hanno navi di secondo rango, vascelli di terzo rango, monarca e roba varia. Monarca ce l'abbiamo, eccolo qua. Hanno navi piccole, quindi l'unico modo perché ci possono dare fastidio se hanno grande mobilità. Noi prima di girare una nave del genere ci mettiamo una vita. Quindi dobbiamo fermarli in qualche modo. Vele al massimo spiegate. Questo, aspettate, ho sbagliato una cosa. Questo mettiamo le vele nuovamente. Ecco, tutte vele al massimo credo hanno. Vediamo un po'. Perfetto, muoviamoci al più presto. Giriamo la nave per esempio così. Li attendiamo. Benissimo. E vediamo di dargli un po' di fastidio. Il generale lo lasciamo sempre al suo posto, messo qua. Qua abbiamo il secondo rango, qua abbiamo il monarca, un quarto rango. Il secondo rango ragazzi, questo è molto possente. Guardate qua la solidità del suo scafo. È un po' destabilizzato sulla sinistra e sulla destra, però vediamo, dovrebbe reggere ancora un po'. Poi questi non sono... siamo sempre un po' in svantaggio ragazzi. Infatti questa battaglia navale non so se la vinceremo, però il quarto rango è leggermente più veloce, quindi si metterà in questo tratto di mare.
un po' più avanti. Il generale, nonostante tutto, lo facciamo combattere perché dà sempre una mano. Questa nave la giriamo per bene. Gettiamo l'ancora. Qua sta arrivando l'altro vascello, però sbrighiamoci, il vento è cambiato di già e quindi ci sta dando un po' di fastidio. Entriamo in questo spazio, getta l'ancora anche tu. Il generale, ce l'hanno con il generale, mi sa. Giriamolo di qua. Questo lo spostiamo un pelino in avanti con le vele al massimo. Generale, giriamo. Ecco, questa la spostiamo. Facciamo così. Adesso prendiamo questa e la indirizziamo verso questa zona. La indirizziamo anche questa. Ecco, sono tutte corvette piccole e fastidiose. Piccole e fastidiose. Eccole qua. Generale, vele al massimo. Il sesto rango lo portiamo dietro perché è semidistrutto. E allora iniziano loro a sparare. Penso palle incatenate. Iniziano a dare fastidio perché arrivano messi benissimo, tutti in linea. Eccoli qua, sono dei brigantini ben solidi questi, credo. Sì, hanno gli scafi perfetti ancora. Il generale è anche pronto con le palle di cannone incatenate. Loro hanno il vento a favore, ovviamente. Molto bene, il generale è riuscito a dare la sua mano. Era il punto dove non lo volevo mettere questo generale. Vediamo se il vento ci riesce a far ruotare per bene. Olè, olè, perfetto. Perfetto. Il generale sta cercando di girare come meglio può. Meno male che ci stiamo guadagnando vantaggio sul lato sinistro. Olè, attenzione, meno male che ci siamo messi meglio. Non vedo niente. Vai, speriamo di averli presi. Perfetto. Qua come siamo combinati? Ecco ragazzi, per questo vi dico che dobbiamo necessariamente bloccare le loro vele, perché sono troppo veloci e potrebbero darci troppo fastidio. Mamma mia, che è successo qua? Vai. Vediamo di abbattere i loro alberi maestri per vincolarli immediatamente, perché sono troppo rapidi e veloci e danno troppo fastidio. Via di qua. Questo sesto... Mamma mia, un incendio. No, un incendio no. Ci hanno preso il quarto rango per linea da battaglia, che credo che stia affondando. Qui abbiamo un galeone. Si stanno abbordando con una galea qua. Un brigantino. Fate ridere. Siamo circondati ragazzi. Siamo circondati. Possiamo fermarli. Facciamo una cosa, abbiamo una nave ammiraglia di quinto rango che se riesce meglio che abbordi questa nave. Là arrivano i rinforzi da dietro. Sto cercando ragazzi di buttarli al meglio. Ecco, abbiamo i cannoni pronti, forza. Vai, prendiamo questa. Qua il combattimento è attivo. Vediamo qua come sta andando. Forza ragazzi miei.
Senza abbordare qua. Vai. Non riusciamo a prendere quella là sotto. Troppo lontano. Anzi, qua. Giriamoci qua. Stanno arrivando anche gli altri. Dov'è il generale? Ah, eccolo, mamma mia, andiamocene via di qua. Missiamo le vele al massimo e andiamocene via. Giriamo. Perché non gira? Che ha questa nave? Perché non gira? Qual è? Questa è una delle navi più potenti. Perfetto, possiamo cambiare adesso, ragazzi. Fissiamo le vele con il comandante. Possiamo mettere adesso le palle di cannone vere e proprie. Mi sa che le abbiamo destabilizzate per bene. Tutto il gruppo adesso monterà palle di cannone vere. Ok, il generale è un po' in difficoltà, quindi adesso cambieremo un po' rotta. Andiamo a dargli una mano. Successo, ok. Purtroppo questi abbordaggi mi stanno dando un po' di fastidio perché stanno facendo perdere tempo prezioso ai nostri uomini. Ecco, un colpo fortunato del brigantino ha mandato in fiamme il vascello di secondo rango per linea da battaglia, l'ha mandato in fiamme e l'ha affondato. Un colpo di fortuna ha beccato, ragazzi, la zona delle munizioni e ci ha mandato a picco. Benissimo, la fortuna degli austriaci nonostante la loro superiorità numerica. Questi sono arresi per fortuna, meno male che qua abbiamo ancora qualche unità discreta. In generale lo dobbiamo allontanare immediatamente. Questi si arrendono oppure no? Oh, meno male. Giriamoci e andiamo da quella parte. Qua abbiamo una nave sola contro 4. Questo brigantino maledetto. 12 uomini contro 100 e ovviamente non si arrendono. Andiamo avanti. Il generale macina la corbetta nemica. Qua è esplosa la nostra nave. Purtroppo questo brigantino maledetto che si è pure arreso, ha sparato. Qualcuno avrà tirato una cicca nella polveriera nostra e l'ha fatta saltare in aria. Allora, qua abbiamo la galea leggera. L'India è una nave commerciale che dà fastidio perché ha uno scafo molto ben solido. Attenzione. Attenzione, qua abbiamo altra corbetta da dietro che darà molto fastidio. Mettiamola giù. Bene, così. Forza. Olè. Meno male, l'esplosione avrà intimorito un po' gli animi nemici. Ancora qua 6 uomini che tengono testa a una nave di quelle. Giriamo. Qua, bombardiamo qua nel centro. Bombardiamo qua. Ok. Oh, ma dai! Ancora un'altra sfortuna. Il monarca è esploso in fiamme. Perché? Perché la nave accanto è esplosa e siamo saltati in aria con il monarca, ragazzi, ma questa è proprio sfortuna. Già sono 2 navi che ci saltano in aria così, senza motivo. Dov'è il generale? Abbiamo 3 navi, ragazzi. 3 uniche navi. Il monarca è esploso così senza motivo, perché la galea che c'era accanto ha preso fuoco. Oh, un colpo di fortuna anch'io lo vorrei così, Vediamo un po' se riusciamo a prendere queste ultime navi maledette. Questa soprattutto. San Giovanni Battista Piccolo, la nave del generale.
Questa, guardate qua. Bene. Oh, perfetto. Andatevene via, rompiscatole. Benissimo, giriamo adesso così. Occupiamoci dell'Indiaman con il vascello di quarto rango che è a pezzi da un lato. Dobbiamo girarlo dall'altro, ma mi sa. La stiamo prendendo con le galee leggere. Qua saltano in aria altre navi nemiche. Questa è una barca, questa non è una galea. Questa è una barca a remi, che dà fastidio però, perché con la fortuna che hanno mi hanno affondato 2 navi. Ok, vai, prendiamo questo Indiaman maledetto. Qua abbiamo un vascello che è ritornato sulla retta via. Fortunatamente abbiamo ancora un secondo rango per linea da battaglia molto solido. Il vento è cambiato, ragazzi. Grazie al cielo. Altre navi nemiche esplodono nell'oceano. Mar Adriatico. Entriamo qua dentro. Speriamo di non toccarle perché sono in fiamme e potrebbero dare fuoco alla fregata con i cannoni da 24 libre. Vediamo se la fregata ci può dare una mano. Qua sulla destra, vai, cannoni di 24 libre, fanno esplodere altre. Il fuoco nemico ti ha ridotto le vele a brandelli. Sebbene le armi continuino a fare fuoco, la capacità di manovra è ridotta e la nave è molto vulnerabile. Manda una seconda nave in soccorso se ti è possibile. Non dovevo sparare così vicino. Ecco, ci hanno... Qual è questa nave? Un sesto rango? No, non è un sesto rango. La fregata da 24 libre esplosa. Maledizione. Che sfortuna. E non la sapevo però questa cosa. Sarà nuova con la mod. Giriamo. Nonostante le vele a brandelli, cerchiamo comunque di far dai, maledizione. Andiamocene via. Sfruttiamo il vento. Alziamo le ultime vele. Dai. Voglio ammazzare questo maledetto Indiaman che è ben solido e saldo. Ci vorrebbe un colpo di fortuna che hanno avuto loro. Facciamo una cosa. Mettiamo i proiettili incatenati per buttare a terra queste maledette vele. Forza. Fermarlo. Ce l'abbiamo tutti con lui, ragazzi. Giriamoci per bene. Dai. Ormai non ci riusciamo. Oh, dai. Giù quell'albero maestro. E ci siamo colpiti la nostra vela dall'altra parte. Guardate che buco che gli abbiamo fatto. Ma dai. Lui però indovina, Non sbaglia. Oh, benissimo. Forza. Una bella bordata laterale ci vorrebbe. Avanti. Se non salta in aria questa nave, ragazzi, non possiamo fare niente. Dai, 8 cannoni pronti. In generale, fin dei conti, è quello più protetto e quello più solido. Ha ancora tutti i cannoni, lo scafo intatto, non ha subito neanche un colpo. Oh. Altro Indiaman, generale e vascello secondo rango contro Indiaman. Vediamo chi la spunterà.
Nel generale mettiamogli qualche palla incatenata per bloccargli un po' le vele. Qua invece vere e proprie palle di cannone. Dai, dai, ma che fa sto vascellino qua? Via, giriamoci. Giriamoci. Non gli dare fastidio. Oh. Benissimo. Sarebbe una bella bordata adesso. Ci sono 23 cannoni pronti. Generale vede al massimo, eh. C'è qua che ancora spara. Allora ragazzi, la battaglia sta andando bene. Siamo riusciti un po' a dare fastidio agli avversari. Adesso vedremo un po' se riusciremo a concludere. Perché non abbiamo più cannoni nelle nostre navi. Oh, mamma mia della bordata che è arrivata. 40 cannonate nel ponte di prua avversario. Questa piccola galea qua. Vai. Distruggiamogli l'albero maestro. Fermiamola a terra. Dai, 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 dai. Dai. Basta, passiamo alle cannonate. Questa galea, ragazzi, non voglio che... Ecco, lo sapevo io, lo sapevo! Ho detto, speriamo che non esploda. Tutto il fuoco è arrivato nelle nostre vele. E adesso dobbiamo stare attenti. Oddio, qua abbiamo 500 cannoni pronti. Vediamo un po'. Il miglior vascello di secondo rango pronto. Sta per destabilizzare la nave avversaria. Siamo a 1 millimetro. Dai, dai, facciamola girare per bene. Tutti i cannoni a tiro. Vai. Mamma mia. E arresi dopo quest'ultima cannonata. Quest'ultima bordata. Le nostre navi hanno anche un morale solido, nonostante i colpi che hanno ricevuto. Attenzione, altro interessantissimo colpo che si sta per avvicinare. Ruotiamo da quella parte, vai. La nostra fregata da 24 libbre si fa sentire. Colpisce l'Indyman come può e si arrendono anche loro. Rimane l'ultima nave avversaria disponibile, un ultimo Indyman commerciale, l'Orion. Gli austriaci maledetti ci hanno dato fastidio, non hanno voluto accettare la pace ed è questo che si meritano adesso. Per forza volevano depredare le nostre rotte commerciali. Vascello di secondo rango pronto al tiro, fuoco. No, non ha cannoni. Ce l'ha proprio, perché non abbiamo sparato? Vai. No, vai. Ah, non ha più cannoni. Vabbè, abbiamo perso in battaglia. Benissimo, qua abbiamo un'altra nave. Abbiamo 3 navi, ragazzi.
Vento è cambiato ancora. L'unica nave che si salva per bene è quella del comandante. Il vascello più possente è questo, ragazzi. Qua sono tutti arresi. Eccoci qua, proprio quello che volevo. Rotta? Stanno andando via? Benissimo. Hanno proprio lo scafo che quasi a pezzi da quel lato sinistro dove stiamo sparando. Però ancora non si arrendono. Non si arrendono ancora. Ricarichiamo. Ricarichiamo. Forza. La galea finalmente è vittoria. Continuo solo per buttare a terra quest'ultimo vascello. Dai, fregata. Stiamo ricaricando pian piano i cannoni. Giriamoci per bene, diamogli l'ultima bordata. Gettiamo l'ancora. Giriamoci ancora un po'. Vai. No, l'abbiamo mancato. E comunque, ragazzi, cercano ormai di fuggire, ma come dire, la flotta austriaca ormai è stata distrutta e si sono ormai arresi e abbiamo vinto la battaglia. Benissimo, vittoria. Loro ne avevano schierate 23, noi 7, ne abbiamo perse 3, però ne abbiamo uccise 10, ne hanno perse 2. Quindi, ragazzi, siamo riusciti a affondare una flotta austriaca imponente, a, diciamo, guadagnare molti più punti di esperienza con le nostre nuove unità e a destabilizzare un po' gli austriaci che ci avevano dato fastidio. Ragazzi, come nuovo gioco non so veramente cosa fare, perché tanti propongono tante cose diverse. Avete visto Dishonored, Sniper Elite, Formula 1 2016, tantissimi giochi. Io non lo so, vorrei veramente fare qualcosa di nuovo, di diverso. Vediamo adesso un po', guardando anche altri commenti. Tanto torniamo nella nostra zona. Se lascerai agire i ribelli indisturbati. Allora, abbiamo guadagnato un bel po' di soldi, quindi il problema dei soldi è terminato. Abbiamo dei ribelli nel Veneto che ci danno fastidio, ma sono insignificanti, sono appena 3 unità. Con questi soldi cosa facciamo? Allora, ragazzi, gli austriaci li abbiamo macinati. Ecco qua, la nostra marina la ripariamo subito con tutti questi soldi, perché è importantissimo averla solida. La rotta intanto commerciale è di nuovo pronta. Qui dentro abbiamo la marina, non possiamo reclutare navi da guerra, a Siracusa le dobbiamo reclutare. Qua l'esercito è quasi pronto. Facciamo un piccolo generale qua per seguire le unità. Tutti questi uomini vedranno di combattere questi automaticamente, li cacceranno via, andate via, poi ci metteremo a inseguirli. Allora, ripariamo un po' tutto, gli obbici soprattutto che ci servono, i picchieri, le guardie, i soldati di linea. Ebbene così. Generale, perfetto. Ragazzi, guadagniamo adesso 5.000 soldini al mese, alla stagione. Ci siamo un po' ripresi. Gli accordi commerciali stanno facendo davvero molto bene. Le nazioni minori, ovviamente. Per esempio, con gli stati barbareschi potremmo intraprendere un accordo commerciale. Protettorato dell'impero ottomano. No, non siamo neanche loro. Va bene. Però, ragazzi, è andata molto bene. Abbiamo scacciato la flotta austriaca dalle nostre coste, che abbiamo 3.300 soldini per quanto riguarda le nostre rotte commerciali. Li abbiamo mandati via. Dov'è qua? Francia 623. Niente di che. Comunque, ragazzi, le nostre rotte commerciali sono importantissime. E comunque abbiamo scacciato un po' i ribelli, li abbiamo mandati da soli qui nelle montagne. E va molto bene. Facciamo una cosa, salviamo e passiamo un attimo il turno. Salviamo. Ok. Ragazzi, questa campagna sta andando molto bene, però ho visto che è poco seguita. Cioè, piace solo, come vi ho detto, sempre a una piccola cerchia. Sono poche le persone che amano questo genere di gioco. Diciamo, tutti quelli che seguono Rom, Attila, si sono un po' allontanati verso altri generi, credo, perché non lo so, la campagna di Empire penso che sia molto più interessante di quella di Attila o magari di Rom.
questa è, come potete vedere, molto ben strutturata anche a livello di unità, cioè, secondo me è superiore. Però, nonostante tutto, penso che sia meno seguita delle altre. Infatti, solo circa 1200 persone, diciamo 1000 così, mentre quando facevamo, diciamo, Shogun Attila erano molte di più. Forse piaceva l'ambientazione, era diverso. Comunque, non so, io questa campagna la voglio portare perché mi sta piacendo davvero tanto, ma volevo fare qualche altra cosa, come vi ho detto, però appunto i commenti, ecco, appunto, stavo dicendo, sono molto diversi tra loro. C'è chi dice, per esempio, di portare Formula 1, diso no, intanto qua va bene, vittoria, andatevene via e basta, non rompete più le scatole. La ribellione è cresciuta fino a diventare una... Ancora. Rimaniamo fedeli al governo, al solito. Allora, vi dicevo, ragazzi, facciamo un attimo di pausa. Man of War, qualcuno consiglia, Europa Universalis. Alcuni dicono Fallout 3. Come potete vedere, Hearts of Iron 4. Sono giochi alcuni che non conosco. Addirittura, vediamo un po'. World of Tanks, The Witcher, il nuovo Hitman. I commenti, ragazzi, sono molto diversi tra loro. Io adesso cercherò di decidere guardandoli un po'. Voi li potete vedere anche nella pagina stessa, però non so, volevo leggerli insieme a voi. Vediamo un pochettino. Ecco, tutti dicono Sniper, tutti, un paio dicono Sniper Elite, Total War Warhammer, Continua Empire. A me piacciono sia Total War, Hitman, SimCity no, Continua Empire. Comunque, ragazzi, sono molto vari, quindi allora vedremo un po' adesso con i saldi. Alcuni dicono vai con Hitman, va bene, vediamo. Comunque, allora, si sono formati dei ribelli che noi scacceremo al più presto. Vediamo un po' come fare. Intanto, allora, dobbiamo riparare quest'università con quanto? 3600, ma che siamo pazzi? Prima dobbiamo ripristinare il nostro esercito per bene. Gli obbici, tutto. Bene, la flotta è pronta. Dobbiamo solo aggiungere creare qualche nuova nave. Il monarca lo ricreiamo con tutti questi soldi e lo aggiungeremo là nel nord. Vediamo un po'. Tutte queste unità le possiamo avvicinare, per esempio qua. Pronti e in con attesa tutti di questi ordini. uomini arrivare direttamente Pronti, qua. in marcia! Come potete vedere, ragazzi, sono 600 contro più di 2000. Non vale la pena. Ecco, ancora volete rimanere lì? Mandiamole a casa queste 96 unità. Bene, siamo riusciti a sedare l'ultima rivolta, ragazzi. Quindi vediamo un po'. Intervento militare, ancora richiesta di riforme. Vediamo qua come va. Ecco, sono un po' sempre indispettiti da quello che è successo, però sta andando molto bene e molto meglio. Allora, continuiamo così, perfetto. Nuovi tratti, stiamo guadagnando parecchio. Vi ricordo che abbiamo sempre noi una flotta nella Costa d'Avorio che continua a farci guadagnare bei soldini. È una flotta possente, tutta di sesti ranghi, vascelli di quarto rango, nave ammiraglia di quinto. È una flotta discreta che è adatta proprio per difendere una nave, una rotta commerciale. Abbiamo adesso un prestigio maestoso, una prosperità abbondante. Stiamo andando, ragazzi, alla grande. La campagna è anche abbastanza difficile, quindi siamo soddisfatti. Qua possiamo costruire qualcosa perché Potenza è una nuova città. Dobbiamo ripristinare un po' qualcosa a livello di ceto inferiore. Vediamo cosa c'è con l'ecclesiastica. Vediamo un po'. Ricchezza meno 4. No. Mettiamo un magistrato per aiutare un po' la popolazione più abbiente. I ceti più abbienti, perfetto. Vediamo un po'. A livello invece di ricerca un po' mi sono addormentato io qui perché non ho visto più cosa stava succedendo. E a quanto pare stiamo andando avanti. Comunque, ragazzi, ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.